Siamo sulla A4 in direzione di Trieste, dove purtroppo più o meno, anzi in questo punto, un'automobile si è andata a scontrare con un camion che sostava su questa piazzola. Ecco ciò che rimane della Fiat Bravo schiantatasi stamattina intorno alle 7 nel tratto autostradale tra Villesse e Redi Puglia in direzione Trieste. I vigili del fuoco intenti a recuperare i corpi nella speranza anche pallida di un miracolo, ma niente da fare. La macchina ha spento la sua corsa con la parte anteriore quasi tagliata a metà dal paraurti del tir, il tettuccio schiacciato dalla massa del camion, le vite dei due operai stroncate nello schianto. I due risiedevano nel Trevigiano, un marocchino di 34 anni, residente a Giavera del Montello, e un albanese di 28 anni di Conegliano. Si stavano recando al lavoro presso un cantiere tra Monfalcone e Trieste, quando forse per distrazione o per un colpo di sonno non sono riusciti a evitare il camion fermo sulla piazzola di sosta, andando a finire direttamente sotto le lamiere. Nulla da fare nonostante l'intervento di vigili del fuoco, polizia stradale, 118, autoambulanza, personale delle autovie venete ed elisoccorso. Lo scontro ha naturalmente generato diversi chilometri di coda, smaltiti però in tempi brevi, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. Ciò ha dunque determinato la momentanea chiusura all'ingresso di Villesse verso Trieste, disagi al traffico anche tra San Donà di Piave e Portogruaro, sempre in direzione Trieste.